Ah, ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video dedicato alla mia serie su Antonio Rizzi, dall'innocenza alla realtà. Allora, quindi ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine di questa serie, e qui è Geremia che parla comunque, e quindi niente, voglio soltanto informarvi che questa appunto sarà la prima parte in cui io vi parlerò del 10° capitolo, vi parlerò appunto della prima parte del 10° capitolo del mio romanzo Antonio Rizzi, dall'innocenza alla realtà. Prima di cominciare ovviamente come al solito i video, io vi ricordo ovviamente le solite cose, ossia ovvero che se potete acquistare una copia del mio primo romanzo e secondo libro la trovate oltre che nelle varie diciamo edicole e librerie dell'Agropontino, perché io sono di Sabaudia, ma questo libro viene distribuito anche nelle varie edicole e librerie dell'Agropontino. La potete trovare anche venduta da me personalmente nella nostra enoteca di famiglia a Sabaudia, provincia di Latina. La nostra bottega di famiglia, enoteca di famiglia, si chiama appunto la Bottega del Vino e noi siamo a Sabaudia, provincia di Latina, a Corso Vittorio Emanuele III, numero 55, a Sabaudia, provincia di Latina. Poi detto questo, ovviamente ragazzi, io vi lascerò sempre il link in descrizione in cui potete visitare sia il mio profilo Facebook che il mio sito web ufficiale. E appunto vi ricordo sempre appunto di commentare questo video, di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace e dire appunto quello che ne pensate. Perché io appunto, come vi ho già detto precedentemente, ho deciso di creare questa serie per parlare capitolo per capitolo del mio primo romanzo e secondo libro, Antonio Rizzi. Quindi siamo arrivati al 10° capitolo che contiene quindi la seconda parte del romanzo, in cui Antonio arriva in America, fa amicizia, cambia identità dopo la strage della sua famiglia per colpa di Francesco Cillo, dove ha perso sua madre, suo padre e suo fratello maggiore, Michele. Non è più Antonio Rizzi, diventa Philip Morris, viene adottato da una donna chiamata Anna, sorella di un uomo chiamato Graziano, il principale uomo che lo aiuterà a scappare da Corleone, e farà amicizia con due ragazzi scapestrati di New York chiamati Nick e Roger. I tre cominceranno insomma a fare piccoli. Una volta che lo stesso Antonio Philip si è reso conto che la sua strada ormai è quella della criminalità, comincerà insieme a questi due ragazzi, Nick e Roger, dopo aver cambiato l'identità in Philip Morris, cominceranno a lavorare con questi due ragazzi chiamati Nick e Roger dei bassi fondi di New York, e poi in breve tempo, grazie alla loro bravura, verranno notati dai principali capofamiglia di New York, quindi da Don Vince Gentili e Don Giuseppe Marzano, quelli che sono stati per molti anni i principali soci d'affari dello stesso Francesco Cilli. Lo stesso Francesco Cilli che è la causa della tragedia della famiglia dello stesso Antonio Rizzi, alias Philip Morris. Quindi la prima parte del 10° capitolo non fa altro che analizzarvi, adesso io vi andrò ad analizzare quella che è la prima parte del 10° capitolo, che va a parlare del primo lavoro insomma svolto da Philip, Nick e Roger per lo stesso Don Vince Gentile. Tutto questo mentre lo stesso Francesco Cilli ha cercato di mettersi di nuovo in affari con Vince Gentile, ma a causa della perdita insomma della sua popolarità, della sua reputazione, anche per colpa del suo braccio destro Carlo Sebastiani, che dopo non essere riuscito a uccidere Antonio Rizzi si è molto indebolito come persona, ha perso molta reputazione e molta visibilità agli occhi dello stesso Vince Gentile, che rifiuterà di fare affari con lui. Deciderà invece di fare affari con i giovani Philip, Nick e Roger e li incaricherà di raggiungere un suo socio d'affari chiamato Giovanni Tasso, di fare appunto una consegna per quest'uomo chiamato appunto Giovanni Tasso. Quindi questo io vi andrò a analizzare nella mia parte del 10° capitolo. Questo e le reazioni di Gentile alla riuscita al successo del lavoro da parte dello stesso Philip, da parte di Nick e da parte di Roger. Quindi Philip, Nick e Roger effettuarono con successo la prima consegna. Dopo essersi congedati da Don Vincenzo Gentile, o Don Vince Gentile che dir si voglia, erano stati condotti dal consigliere Luca nel magazzino della villa del mafioso. I tre amici erano arrivati in quel posto e si erano subito accorti di quanto fosse caro il boss italoamericano. La merce era stata completamente nascosta in bauli delle due auto. In quel magazzino c'era roba di ogni genere, che proprio come pensò Philip, probabilmente un narcotrafficante come Gentile sapeva dove nascondere. La merce era nascosta lì, così Philip, Nick e Roger dovettero fare altro che caricarsi ad uscire fuori dal cancello della villa, riuscendo a passare tutti inosservati attorno ai furgoni della Dea, perché nella precedente parte Vince Gentile affida questo lavoro, come detto, a Philip, Nick e Roger, perché ci sono dei furgoni della Dea, quindi ha paura di essere arrestato e volendo passare, essendo ormai anziano, il resto della sua vita su qualche isola tropicale e non dietro le sbarre, deciderà di affidare questo lavoro insomma a tre ragazzi che sono ancora insomma diciamo sconosciute agli occhi delle forze dell'ordine. I due uomini che avevano scontato Philip e i suoi amici li fecero scendere poco dopo e i tre ragazzi proseguirono a piedi. L'edificio dove abitava il socio di Gentile era parecchio lontano, si trovava a Times Square, nel cuore di Manhattan, ma avrebbe attirato occhi indiscreti una macchina guidata da uno degli uomini fidati del più importante capofamiglia di New York. Non fu così per Philip e la sua cricca. Certo, girare con un borsello carico di roba non era sicuramente
una cosa che vi rendeva tranquilli, ma era comunque improbabile che qualcuno qualche sbirro li fermasse e avesse chiesto di aprire la borsa per vedere cosa conteneva. Alla fine non ci misero molto per arrivare a destinazione. Il socio di Don Gentile, di nome Giovanni Tasso, era un suo vecchio amico. Aveva più o meno la stessa età del mafioso e anche se aveva deciso di ritirarsi da tempo dal mondo del crimine organizzato, era stato il filo braccio destro di Giuseppe Marzano per molti anni, accettava sempre di fare affari con gente che ancora operava nel campo. Era un tipo in gamba, almeno così parla a Filippo e ai suoi amici. E aprì subito ai ragazzi, parlando di quello che aveva fatto lui anni prima e di quello del fatto che stavano facendo bene a lavorare insomma, per un uomo d'onore ed importante come Don Gentile. Di soldi Giovanni Tasso, a quanto pare, ne aveva bizzeffe, perché il contrabbando di Marzano era stato floridissimo anni prima e anche lui ovviamente ci aveva guadagnato molto degli affari del suo boss, del suo ex boss, scusate. Quando i ragazzi salutarono Giovanni Tasso, Filippo non perse tempo, con un sorriso stampato in faccia e i soldi nel borsone, chiamò Gentile informando che tutto era andato secondo i piani. Il Dozzi complimentò con loro e disse di tornare alla villa con i soldi perché avrebbero avuto la loro parte. Gentile era rimasto veramente soddisfatto del lavoro dei tre e che nessuno li aveva seguiti e quindi mandò subito a prelevarli. Quando la macchina lussuosa arrivò, già Nick non stava più nella pelle. Al bell'ottimo perché al pensiero della ricompensa che gli aspettava. Evidentemente era così, perché anche in questo caso l'aspettare c'era lui che consigliere, che invitò subito i ragazzi a sedersi al loro fianco. Avete fatto un ottimo lavoro ragazzi, Don Gentile è molto soddisfatto e aveva bisogno di liberarsi di quel carico, finalmente è contento di aver trovato della gente in gamba. E sappiate che è talmente soddisfatto che molto presto vi darà la vostra fetta del guadagno. Possiamo sapere quando, gli chiese Nick impaziente. Questo lo stabilirà il signor Gentile, non sono certo io a decidere, ma vi posso assicurare che avete fatto sicuramente una buona impressione su di lui, questo è poco ma sicuro. Impressione che siete Nick Roger dubbioso. Certo ragazzi, il punto che voi avete fatto il lavoro di poco conto finora, quindi possiamo dire che questa era la prima transizione di narcotici importante che avete fatto. Diciamo che era una specie di prova di cui Gentile voleva mettervi alla prova per avere una dimostrazione del vostro valore, direi proprio che l'avete risoperata. Era stato schietto e deciso, pensò Filippo. E Filippo comprese che sia lui che Gentile l'avevano messi alla prova. Per fortuna però l'avevano superata, erano stati molto altri a non farsi di conseguenza consegnare l'ero al socio di Don Gentile con successo. Comunque rispose Luca, anche se questo incarico che i miei capi mi hanno affidato è una specie di prova, e l'avete superato con successo, adesso arriverà la parte più difficile. Comunque sappiate che quello che cercava Don Gentile era proprio persone che in gamba, che sarebbero state in consigliere quel carico che scottava, e voi tre ci siete riusciti senza dubbio. Sappiate che il Don vi promuoverà ai suoi uomini se supererete le prossime prove e avrete incarichi molto più importanti. Arrivarono dunque alla vita di Gentile. E subito Luca disse ai ragazzi, abbiamo scoperto che dentro i frigoni c'erano veramente in della dea, come sosteneva il signor Gentile. Quello che dovete sapere è che dopo che gli uomini del boss sono partiti per scortarvi, un'altra delle nostre auto ha attirato la loro attenzione e li ha allontanati da lì. E poi chiese Roger al consigliere, e poi due fergoni ovviamente l'hanno seguita la nostra macchina, l'hanno fermata, ma non hanno trovato assolutamente niente, a dimostrazione che l'esca ha funzionato alla perfezione. Quindi ovviamente si può proprio dire che l'abbiamo gabbati alla grande. Potrebbero tornare però, ipotizzò Filippo. Questo è possibile ragazzo, ma senza quel carico adesso non hanno niente da incastrare il Don. E questo è un altro motivo per cui probabilmente vi darà parecchi soldi. Sarà felice di non avere più quei sbirri che lo seguivano giorno e notte. La macchina lussuosa di Don Gentile entrò nel cancello della villa e Luca, come aveva fatto in precedenza, condusse i tre ragazzi all'interno dell'enorme casa, fino allo studio del boss, che li aspettava impazientemente, come disse uno dei suoi uomini a Luca e ai ragazzi. Don Gentile li stava aspettando sulla sua sede personale, sembrava un ragazzino con le mani da marmellata, ma quando si alzò si complimentò con Filippo, Nick e Roger per il successo della loro missione. Dopo che tutti si furono seduti, Luca compresa, la prima cosa che Gentile chiese al trio era come avevano trovato il vecchio socio. Filippo a fatica gli rispose, ma gli disse che insomma non era stato un lavoro particolarmente difficile. Gentile non fece altro che complimentarsi per il successo dei ragazzi. Non fare il modesto ragazza, proprio quando qualcuno come voi in gamba è naturale sentirsi a proprio agio con persone importanti come me. E quel vecchio rimbambito di Giovanni Tasso, sono contento che stia bene sto Gentile con un ghigno. Mi ha detto che era il braccio destro di Giuseppe Marzano, un altro dei capomia, gli disse Filippo, cercando da dirsi con il Don. Questo è vero, ma abbiamo collaborato spesso e volentieri per conto nostro. E per Marzano non è stato un problema, anche quando si trattava di affari che non riguardavano. Del resto le nostre famiglie vivono in comune accordo da parecchio tempo e lo stesso Luca qui presente, è come se facesse il consigliere entrambi. Non ha un altro consigliere, azzardò Nick, ma aveva toccato un tasto dolente, perché Gentile lo guardò seriamente e
sembrò fare un grande sforzo per spiegarglielo. L'ultimo che ho avuto ha testimoniato contro di me, disse Gentile Carezza, guardando Luca che a noi. E anche se non aveva molte prove, i furgoni della Dea stavano a dimostrare che razza di verme fosse. Io ormai sono troppo vecchio e paranoico per scegliere un altro. Luca è una persona che conosco da anni, come lo stesso Giuseppe, e di sicuro per lui non è una serpe traditrice. Le sue parole stavano a dimostrare quanto fosse importante per lui avere intorno degli uomini d'onore, quindi Filippo, Nick e Roger si sentivano onorati per aver lavorato per lui. Ma prima che i tre potessero dire qualcosa, fu gentile di prendere la parola. In ogni caso avete svolto un grande lavoro e mi viene data almeno il 20% del guadagno di quell'eroina. Luca prese il borsone e consegnò il denaro ai tre ragazzi e divise in parti uguali. Erano 2000 dollari a testa. Non male come il mio lavoro, insomma. Chissà quanto avrebbero fatti se avessero continuato su quella strada. Vi posso assicurare che presto vi affiderò altri incarichi. Saranno più complessi, ma ovviamente ci voi ne guadagnerete di più. Disse Gentile a Filippo, Nick e Roger, dopo aver preso la loro parte, che dopo aver preso la loro parte lo salutarono e vennero condotti a Luca nell'altra stanza. Erano felici e soddisfatti, avevano svolto molto lavoro e ora l'unico problema era spendere tutti quei soldi. Adesso non resta che goderci questi soldi, vero ragazzi? Già, e saranno sempre di più se continueremo a concludere affari con Don Gentile, che è un tizio che sa riconoscere quando uno ci mette impegno. Se continuiamo così dobbiamo prenderli con una pala, Filippo, che dici? Disse Roger, nascondendo una grande soddisfazione e un sorriso. Filippo ci pensò a lungo e poi guardò i suoi amici e disse: non sapere come spendere soldi è l'unico problema che ho sempre voluto avere. E detto questo, ragazzi, qua si conclude, diciamo, la prima parte del 10° capitolo con la pagina 339. Ovviamente io vi parlerò della seconda parte del 10° capitolo nel prossimo video. Quindi detto questo, niente, io spero che voi avete apprezzato questo video e come vi ho detto all'inizio, commentate sempre numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace. E vi ricordo che se volete acquistare una copia del mio romanzo Antonio Rizzi e l'innocenza di realtà, la potete trovare nella nostra enoteca di famiglia, che come vi ho detto all'inizio del video si chiama La Bottega del Vino, e ho anche le specialità di Geremiolo Confedele e lui. E noi siamo a Sabaudia, provincia di Enna, corso Vittorio Emanuele III, numero 55. Ok, detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e seguitemi anche sul mio profilo Facebook e sul mio sito web ufficiale. Ciao ragazzi, a presto.